Sindaco, questa sera partiamo con un'iniziativa attesissima ogni anno ai Teatri di Pietra, in una location che è diversa dal passato. Sì, è una location diversa perché c'è il problema nel teatro in cui c'è stato un concorso di progettazione di riprendere il teatro gestito dal parco archeologico. I Teatri di Pietra è qualcosa di importante nel nostro territorio, nella provincia, perché cerchiamo di valorizzare questa bella zona è la Creaminoa che ha tante potenzialità, c'è tanta gente che si sposta da lontano perché sono delle tragedie greche e sono fatte a un posto naturale. Intanto avete una costa straordinaria che stava per perdersi in una buona parte e invece adesso avete avviato tutta una serie di attività per recuperarla. A che punto siete? Sì, i segnali sono positivamente, perché già a prima fase le barriere che sono state realizzate quest'inverno già tengono la sabbia e alcuni lidi sono coperti perché prima erano sotto acqua, ora si vedono i risultati. A settembre iniziano i lavori di ripascimento, quindi porteranno circa 180.000 metri cubi dal porto di Siculiana e spero che il prossimo anno Minoa sarà diversa a livello di spiaggia, ma noi come amministrazione stiamo lavorando tantissimo su Minoa perché Minoa è la risorsa che deve trascinare pure Cattolica. Su Minoa abbiamo un piano di recupero che entro dicembre sarà approvato. Su Minoa quest'anno per la prima volta abbiamo comprato dei bagni chimici per garantire un servizio ai turisti. Su Minoa stiamo lavorando sul parcheggio per garantire, perché è essenziale se vogliamo gente avere un parcheggio. Su Minoa abbiamo fatto un piano spiagge in cui nasceranno altri 4 locali, chioschi, quindi io spero. Anzi, ci sono altri progetti che a settembre inizieranno qua sopra, il parcheggio davanti alla zona archeologica, un getto multimediale qua alla casa di Cristo di Benedetto. C'è tanto in pentola già finanziati, pronti ad appartare e quindi spero che Minoa tra qualche anno sarà almeno quello che merita. Tra l'altro c'è anche un percorso naturalistico che arriva alla Foce del Platani, mi diceva. Sì, è un percorso finanziato alcuni anni fa, che dal teatro porta a piedi alla Foce del Fiume Platani. Ci sono tanti turisti che amano questo percorso e quindi sono cose naturalistiche perché Minoa poi è un ambiente tutto, la zona della Creaminoa vincolata sia dall'ente parco, i vincoli sono abbastanza, però dobbiamo cercare di valorizzarla perché è una risorsa e delle potenzialità tantissime, ha una potenzialità che può sviluppare veramente e specialmente ora con Agrigento capitale della cultura. Minoa sarà accanto ad Agrigento, che potrà usufruire di queste bellezze che vengono qua da Agrigento. Durante la sua sindacatura siamo a buon punto, com'è cambiata questa cittadina? È cambiata, io nella mia sindacatura sono entrato e avevo problema dell'erosione, c'era delle problematiche serie, intanto ho presentato il progetto, è stato finanziato, c'era Minoa che non c'era un piano di recupero e stiamo cercando di fare il piano di recupero, ci stiamo dedicando ai parcheggi, c'è un progetto illuminazione con le aree interne che aspetteremo il decreto, arriverà il decreto, abbiamo investito tantissimo su Era Creaminoa perché Minoa ti può trascinare Cattolica, intanto a Cattolica abbiamo fatto il regolamento per le case €1, cerchiamo la disponibilità dei proprietari e tante altre cose a Cattolica. Ora stiamo facendo un progetto per un museo, perché il sogno c'è un museo per come si deve, perché alcuni reperti da Agrigento di Minoa vengono portati ad Agrigento. Avendo un museo a Cattolica, il turista che viene da Creamene a visitare il teatro greco poi viene a Cattolica a visitare il museo. Io spero con i tempi, ogni cosa ci vogliono dei tempi, però migliorare perché ci sono tutte
le potenzialità, perché il turista quando viene che cerca cultura e mare, e noi fortunatamente abbiamo sia la cultura e il mare. Maestro Gatti, questa sera si apre con gli Argonauti, la nave, l'amore di Giasone e Medea, una storia abbastanza complicata, il viaggio, Argo. Come avete sintetizzato tutta questa grande storia? Cosa ci proporrete? Ma sicuramente appunto si chiama Gli Argonauti perché c'è l'idea dell'impresa, quel senso di prospettiva verso l'ignoto che guida gli Argonauti alla ricerca del bello d'oro e quindi all'incontro con altre culture, con altre genti. E Medea infatti è altra gente, viene dalla Colchide. Questo incontro tra il mondo greco e il mondo allora ritenuto barbaro, appunto, è la cosa più sconvolgente di questa messa in scena, perché ripete esattamente la condizione che stiamo vivendo oggi. Da una parte c'è un'attenzione a scoprire il nuovo, come gli Argonauti, e poi allo stesso tempo ci stanno delle chiusure che costringono e contingentano ogni aspirazione ad una sorta di sofferenza. L'amore di Medea non è solo l'amore per Giasone, ma per l'ipotesi di cambiamento, per l'ipotesi di vediamo cosa c'è dall'altra parte. E di fronte a questa domanda che sia di amore ma soprattutto di una tensione straordinaria, Giasone verrà meno e qui la tragedia, l'uccisione dei figli, l'uccisione di Glauce, ma fondamentalmente non perché Medea è una barbara, ma perché Medea è interamente una persona a cui si è promesso un futuro e lo si è negato. I teatri di pietra rappresentano un forte baluardo culturale perché comunque veicolano un messaggio importante e riescono proprio a realizzare questa attualità di un messaggio universale sempre presente. Ecco, come vengono recepiti dal pubblico? Devo dire la verità che il pubblico per i teatri di pietra, ma non solo qui in Sicilia, in tutte le altre sedi è aumentato, ma credo che non sia aumentato perché i programmi siano più belli, che no, non è questo, è che il pubblico incomincia finalmente a porsi un problema, cioè voler vedere quello che sceglie. Quindi che cosa assistiamo? Assistiamo qui in Sicilia, in paesi veramente piccoli, con delle bellezze straordinarie, penso a Cefaladiana piuttosto che a San Cipirrello, cioè parliamo di paesi che non hanno neanche un cinema capozona e improvvisamente questi paesi si popolano non di spettatori e basta, ma di gente che dice io ritorno anche la prossima volta. Questo io credo che sia veramente l'azione straordinaria del teatro, ancor di più in questi straordinari siti che non sono solo storici, archeologici o monumentali, ma sono il segno distintivo di una identità. Questo di Eraclea è potentissimo, viene sentito da Cattolica, che è il comune che appunto patrocina e sostiene questo, proprio come una condizione ineluttabile. E questa è la differenza. I prossimi appuntamenti, cosa proporrete? Ma 6 gli appuntamenti qui a Eraclea e ne abbiamo gli Acarnesi, la commedia di Aristofane, poco frequentata ma parla della guerra, è molto interessante, ma poi abbiamo anche la Clitennestra, il processo, la Lupa in forma di danza teatro, ma accanto a questi un Ulisse con Sergio Vespertino e accanto a Sergio Vespertino con Milici, un omaggio a un siciliano di adozione come Frank Sinatra. 6 gli appuntamenti scanditi tutti nel mese di agosto e che fanno da specchio altre 14 location qui in Sicilia che
rimbombano, riecheggiano, in maniera tale che non ci sia una solitudine autocelebrativa di un posto, ma ogni posto diventa un richiamo per quello vicino o anche per quello lontano.